orgoglioso d'essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni, questa sera deve fare dei menoni, che so che suo e non vago via, vivo nel posto più bello che sia, vai in Himalaya che mi vado su a Cortina, ti vai in Egitto che mi sto sotto marina, questa è casa non voglio partire, vai tutto mare. Veneto sei stupendo, Veneto fino in fondo, Veneto serve mondo, lontano neanche un secondo, a me non mi interessa Milano e neanche Hong Kong, cosa butto che vada. Ciao carissimi ascoltatori, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Un'altra volta siamo noi. Ivana Quarati desde Santa Fe. Mariano Gasola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde la ciudad de Mar del Plata. De esta manera damos inicio al programa número 7 de la segunda temporada de Parola Veneta Radio, en nuestro canal de YouTube para todo el mundo, pero también gracias a la gentileza de Radio Comités Rosario, les traemos una hora con toda la información y cultura dedicada a la comunidad veneta argentina y para todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Chicos, quiero creer que esta semana comenzaron agosto cumpliendo todos los rituales. Es así, Ivana, a vos te vimos cumpliendo con ambos ritos, no solo con la caña con ruda el pasado 1 de agosto, sino también con los 2 dedos de vino blanco. Uy, Marcelo, la mandaste al frente a Ivana, porque había sido astuta. Lo de los 2 ritos no lo subió en sus redes personales, sino que en las del Círculo Véneto de Santa Fe. Es más, usó al pobre don Paulino de excusa. Che, ¿cómo son, Uno va, yo que respeto las tradiciones de los mayores, y ustedes dos que me hacen bullying y me pelean. Ahora, como a mí me gusta pelearlos a ustedes, voy a entrar en la sección Todo es Véneto. ¿Me pueden decir qué tiene que ver la caña con ruda con el Véneto? La caña con ruda. Ya saben que el rito son 7 sorbos en ayunas el 1 de agosto. Es una antigua tradición de los pueblos originarios de América, ya que se reconoce en la ruda diversas propiedades medicinales, contra parásitos, malestares intestinales y otras hierbas más. Digo todo esto porque así le doy tiempo a nuestro querido Mariano a que googlee, como hace siempre, pero parece que en el día de hoy no encuentra una relación directa entre el Véneto y la caña con ruda. Así que en esta ocasión, Ivana, pienso que te toca a vos. Sí, lo agarré desprevenido, así que voy a arrancar yo, porque además tiene que ver con una tradición local. Acá en Santa Fe, digamos, la fiesta de la caña con ruda es bastante especial. Hay un lugar que se llama Paraje Chico, que queda, digamos, en la circunscripción y jurisdicción de lo que es Montevera, que es un lugar muy lindo para pasar de paso cuando vengan, los puedo invitar, donde hay un tradicional almacén que todos los 1 de agosto, muy temprano en la mañana, abre sus puertas para beber en ayunas la caña con ruda. Este almacén fue transformando también todo este ritual y se fue ampliando, digamos, durante la semana también abre como bar. El nombre del almacén, escuchen atentamente, es el Almacén Verona. ¿Por qué se llama así? Porque es su fundador, es un señor que vino del Véneto y hoy su hijo Jesús Valetti sigue esa tradición que él muy bien trajo desde el Véneto. Siempre cuenta Jesús que su papá hacía el destilaje de caña con ruda cuando vino de Italia. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, como en Santa Fe no había uvas, don Paulino, que es el papá de Jesús Valetti, empezó a destilar otros licores y entre ellos empezó a aparecer la caña. Como había también mucha planta de ruda, decidieron armar esta tradición de América
y nació, digamos, la caña con ruda Don Paulino, que tiene el nombre de este véneto que emigró a nuestros pagos en Montevera. Esta fiesta es una fiesta que fue tomando como furor el 1 de agosto en el Almacén Verona Don Paulino. Entonces siempre, en todos los 1 de agosto, festejan esta tradición de generar la caña con ruda y tomar los 7 sorbitos en ayuna, con una gran fiesta donde cortan la calle, hay música y actividades en general. Yo todos los años participo, voy a participar, la próxima los invito. Muy buena información, Ivana. Seguramente el año próximo, en el 2023, vamos a estar presentes nosotros también con Parola Veneta Radio en Montevera. Pero como decíamos hoy cuando iniciamos el programa, las tradiciones son 2. Y del otro lado, justamente del océano, también para un 1 de agosto, hay otra tradición similar. ¿No es así, Mariano? Sí, una antigua tradición un poco perdida, pero que en estos años se está redescubriendo, las de los 2 dei di vin bianco, 2 dei, 2 dedos de vino blanco, una tradición particularmente difundida en la provincia de Treviso y en la zona oriental del Friuli, la que limita con el Véneto, que es beber en ayunas también el 1 de agosto, un goto, un vasito de vino blanco. 2 dedos, aclaremos que acostados, siempre nos hacen esta misma pregunta, para combatir la fiebre de verano y evitar las mordeduras de serpientes. Siempre el 1 de agosto, como decíamos, coincide la fecha con la de la caña con ruda. No sabemos por qué el 1 de agosto, pero probablemente coincida con los cambios de clima ya marcados. Recordemos que aquí en el hemisferio sur está el dicho, julio lo prepara y agosto se lo lleva, y contra eso la caña con ruda ayuda. Y en el norte, en Italia, en Europa, agosto es el mes de más calor, y bueno, se producía sobre todo para quienes trabajaban en el campo, insolaciones y problemas de salud ligados a las temperaturas elevadas. Es así, Mariano. También hay una leyenda ligada a esta costumbre del vaso de vino blanco, y dicen que la reina de Hungría, viajando desde Padova hacia Venecia, cuando cruzaba la campiña cercana a Treviso, se enfermó de malaria, y a pesar del cuidado de las monjitas del lugar, la fiebre seguía aumentando, temiéndose por su vida. Así que, jugada todo por el todo, la madre abadesa, durante la mañana del 1 de agosto, de una fecha incierta, bajó la bodega, tomando una jarra de mosto de vino blanco, fermentada de uva santana, le dio de beber a la reina moribunda hasta la última gota de ese preparado. Sea por el efecto del vino o por el destino, la fiebre desapareció, y de esta manera la reina se salvó. De ahí nace esta leyenda, que en ayunas, el 1 de agosto, se tiene que beber un vaso de vino blanco justamente para protegerse de las fiebres del mes de agosto. Así que está todo enlazado, y el 1 de agosto es importante beber. Siguiendo con nuestro programa, ahora los invitamos a escuchar qué nos tiene preparado nuestro amigo desde Venecia, Giovanni Giusto. Ma cosa ti dici? Ma non ti senti che ti devo parlare a vanvera? Parlare a vanvera. Quante volte lo abbiamo detto o sentito dire? È un antico modo di dire, ancora oggi attualissimo. Parlare a vanvera significa parlare senza senso, senza riflettere, senza fondamento, a caso. Ma vi siete mai chiesti invece cosa significa il termine vanvera? O meglio, cos'è la vanvera? Occhio, che te conto. Per raccontarvi che cos'è la vanvera, devo forzatamente
usare alcuni termini, diciamo, coloriti. Pertanto, vi chiedo fin da subito umilmente perdono. Parlare a vanvera, abbiamo detto che è parlare senza senso, un po' come dare aria alla bocca senza dire nulla di concreto. Ma attenzione, attenzione all'elemento aria. È l'aria indispensabile per parlare, o meglio emettere suoni attraverso la bocca che vengono recepiti e interpretati da chi li ascolta. Ma sempre grazie all'aria, altri suoni possono essere emessi e senza dover necessariamente passare per la bocca. Ed è qui che entra in gioco la vanvera. Siamo nella Venezia del Seicento, dove l'alta società veneziana, i cosiddetti nobili, frequenta sempre di più ambienti esclusivi, culturali, mondani, feste a palazzo, teatri, salotti, insomma, ci si incontra in tanti e in luoghi chiusi. Occasione soprattutto per sfoggiare vestiti all'ultima moda e dalle stoffe preziose, gioielli straordinari e costosissimi, con l'intenzione di palesare la propria forza economica cercando di sbalordire, ma soprattutto creare invidia tra gli altri nobili presenti. Ma può una flatulenza scoreggia, magari emessa involontariamente, rovinare tutto? Ed ecco che il veneziano, per evitare situazioni imbarazzanti e umilianti, che generano prima un fuggi-fuggi generale e una storica derisione poi, inventa la vanvera, una sorta di mutanda in pelle morbida che va calzata in perfetta aderenza con le natiche, dove al centro e in strategica corrispondenza al pertugio una sacca, chiamiamola palloncino contenitore, che raccoglie e trattiene i fetidi gas intestinali emessi, silenziandone addirittura il rumore. Palloncino che, una volta all'aria aperta e lontano da tutti, può essere tranquillamente scaricato. Ecco perché a Venezia e nel Veneto, quando diciamo stai parlando a vanvera, intendiamo sì, come in tutto il resto d'Italia, riprendere una persona che sta parlando senza senso, ma anche per fargli capire che non sta parlando con la testa, ma con il culo. Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina. Recordamos a nuestros oyentes que Ocho que te conto es una serie de videos con los cuales nuestro amigo Giovanni Giusto nos cuenta diferentes historias de Venecia en particular y del Véneto en general. Y lo pueden seguir a través de su cuenta de Facebook, Giovanni Giusto, Ocho que te conto. En este caso nos trajo este episodio denominado Parlare a Vanvera. Bueno, ya que lo tenemos a nuestro traductor oficial de Parola Veneta Radio, Mariano, ¿nos podrías decir cuál sería la traducción? Parlare a vanvera, una antigua forma de decir todavía muy en uso, significa hablar sin sentido, hablar sin razón. Pero, ¿qué es la vanvera? Y acá, igual que Giovanni, yo también les pido disculpas y para explicarlo uso temas un poco fuera de lugar, un poco con un tono distinto. Porque, a ver, hablar a vanvera es como darle aire a la boca sin sentido, y el aire es el elemento central, o sea, el aire que sale de la boca, pero produce el sonido que es interpretado por otro. Pero también el aire puede salir de otros lugares del cuerpo, no solo de la boca, y ahí es cuando entra en juego la vanvera. En la Venecia del 1600, la alta sociedad frecuenta cada vez más lugares exclusivos, fiestas en palacios, reuniones, teatro, etc. Oportunidades para mostrar vestido cada vez más caro, a la última moda, joyas, o sea, para llamar la atención, para mostrar la propia
potencia económica y para provocar envidia. Pero puede, digámoslo, una forma fina, una flatulencia emitida sin querer arruinarlo todo. Y sí, puede. Y ahí es donde entra la inventiva del veneciano, que para evitar situaciones incómodas y humillantes inventa la bámbera, una especie de calzón en piel suave que se ajusta perfectamente a las nalgas y que en el centro, estratégicamente ubicado, tiene una especie de contenedor, una bolita que recoge y encierra los gases intestinales, no solo deseándolos, sino también escondiendo el olor. Un contenedor, una bolita que después puede ser descargado cuando termina el evento, cuando se está al aire libre. Stai parlando a bambera sirve no solo para hacer entender a alguien que está hablando sin sentido, que está hablando con la cabeza sin sentido, sino también que está hablando con, perdónenme, con el culo. Ah, bueno. Ah, bueno. Después de esto, ¿cómo seguimos? Ivana, por favor. La verdad, Marce, que no sé, pero bueno, voy a confiar en el musicalizador y le voy a pedir que se esmere y nos saque de esta situación en la que nos metió Mariano. Pero bueno, en el mientras tanto, la semana pasada nos olvidamos de recordar a Antonio Vivaldi, que el 28 de julio de 1741 falleció. Vivaldi, para quienes no lo conocen, es un gran compositor, violinista, profesor, sacerdote veneciano del barroco. Es popular por ser autor de una serie de conciertos para violín y orquesta. Su concierto más conocido, o su ópera más conocida, son Las 4 estaciones de Vivaldi, que compuso más de 770 obras y que, digamos, en su gran mayoría se perdieron. Bueno, yo voy a tomar la posta porque tuvimos un problema técnico con Marcelo, así que le voy a pedir al musicalizador que sí, que nos salve y ponga alguna música famosa de Antonio Vivaldi como para zafarla y además como que quede bien esto de que perdimos a Marcelo. Vergine Sion, festeggiate con gloria, e sperata vittoria, et pietatis in seno, cum salterios sonanti, applaudite e iudite, trionfanti. Salve, Giudita Formosa.
la parte final de la ópera Giuditta Triumphant de Antonio Vivaldi. Bueno, qué alegría tenerte de nuevo, Marcelo, con nosotros. Pero bueno, les voy a contar que Giuditta Triumphant habla sobre la victoria justamente de Giuditta sobre la barbarie de Holofernes, que en el repertorio de Vivaldi, que compone en 1716, lo hace justamente para festejar la victoria de Venecia sobre los turcos, inspirándose en este libro de Judith, y compara a Venecia y los turcos con Judith, que derrota a Holofernes. Esta ópera se estrena en el Hospital de la Piedad, donde él era profesor, él enseñaba, y digamos, este hospital era una institución para huérfanos y las protagonistas son todas mujeres. Un adelantado Antonio Vivaldi para la época. Esta pieza ha sido, digamos, propuesta para que sirva como base con otra letra para el himno de la región del Véneto. Interesante, Ivana, realmente muy interesante esta reseña. Y bueno, siguiendo con Parola Veneta Radio, les propongo ahora recibir a nuestro invitado especial del día de la fecha. 3, 2, 1, vía. Bueno, seguimos en Parola Veneta, reemplazo a Marcelo que está con un pequeño problemita. Pasamos a darle la bienvenida y a recibir al invitado del día de hoy, una persona que, bueno, aparte de ser un amigo de muchos de nosotros, una persona que conoce muy bien la Argentina, hoy tiene una responsabilidad particular porque es el presidente de la Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, la Trevisani nel Mondo, che è un'associazione molto conosciuta qui in Argentina, che ha anche tante persone che fanno parte, che fanno capo a questa associazione. Si tratta dell'amico Franco Conte, cui salutiamo e diamo il benvenuto. Grazie Franco per collegarti con noi. Ciao a tutti, buona giornata a tutti. Ciao. Grazie della disponibilità. Partiamo con l'ultimo evento che avete organizzato, un evento molto atteso anche dopo i 2 anni di pandemia, l'incontro, il raduno annuale dell'associazione nel Cansiglio, il Cansiglio Day. Com'è andata? Direi che è andata molto bene. Anche quest'anno siamo stati costretti a organizzare una edizione in forma ridotta perché, essendo molto complessa l'organizzazione, richiede almeno 5-6 mesi di tempo. A inizio del 2022 non sapevamo come sarebbe stata la situazione Covid a luglio e quindi non abbiamo previsto il programma completo. Avevamo fatto un incontro riservato soprattutto ai trevisani delle sezioni della provincia di Treviso e agli amministratori della provincia di Treviso, ai sindaci, perché noi abbiamo un buonissimo rapporto con tutte le amministrazioni comunali. Avevamo pensato quindi di organizzare questa edizione ridotta, in realtà dopo è diventata una edizione molto importante perché a fronte delle 250 persone che avevamo previsto ci siamo trovati in oltre 600. Questo non ha comportato nessun problema organizzativo, ma è stata una grande gioia poterci trovare, dopo 2 anni di sospensione, poterci trovare nuovamente in Cansiglio, che è un luogo particolarmente significativo per la Trevisani nel mondo. Quella che abbiamo fatto sabato scorso è la 29esima edizione, quindi sono tanti anni che ci troviamo là. Nel 2023 ricorrerà la 30esima edizione, ma soprattutto sarà anche il 50esimo anniversario dell'Associazione dei Trevisani nel mondo. Quindi è un grande appuntamento a cui vogliamo siano presenti anche i rappresentanti delle sezioni estere, come quelle dell'Argentina naturalmente. Magari.
Mi immagino, Franco, che siete più che soddisfatti da questo incontro. Lo dicevi tu prima, c'è stata una grande gioia. Noi vi abbiamo seguito un po' anche grazie ai social e soprattutto al Facebook dell'associazione, in cui avete condiviso delle fotografie, anche dei post, e sapere che le persone, i dirigenti, ma anche i soci della Trevisani nel mondo hanno partecipato così numeroso, è una cosa molto importante anche nella prospettiva di cui parlavi prima, cioè l'anno prossimo sarà il 50esimo di fondazione della Trevisani nel mondo. Come vi state preparando per questo traguardo così importante? Allora, devo dire che abbiamo già iniziato, perché abbiamo fatto una prima pubblicazione che racconta la storia della nostra associazione fino a questo momento. Ne stiamo preparando una seconda, sempre pubblicazione. Abbiamo raccolto parecchia documentazione d'archivio, abbiamo veramente tanti documenti e tante foto che testimoniano oltre un secolo di emigrazione trevisana. Nel 2023, per il 2023, quindi nella ricorrenza del 50° anniversario, abbiamo già programmato alcuni appuntamenti importanti che si chiuderanno con la giornata della domenica 30 luglio 2023, sempre in Cassiglio, in occasione dei 50 anni. La nostra associazione è stata fondata il 26 aprile del 1973, quindi la domenica successiva ci sarà una importante celebrazione religiosa, una Santa Messa, celebrata dal Vescovo nel Duomo di Treviso. Quindi questo sarà un altro appuntamento importante, e dopo faremo anche delle attività culturali, soprattutto per affrontare un argomento che sta molto a cuore a me e che sta molto a cuore al nuovo consiglio direttivo dei Trevisani. La nostra è un'associazione che raccoglie chi è emigrato tanti anni fa e i loro discendenti, ma che vuole cominciare ad occuparsi anche dei giovani che stanno negli ultimi anni emigrando in varie località del mondo. Quindi vogliamo affrontare proprio questo tema, perché ci sono in un paese che economicamente sta abbastanza bene come in Italia, perché ci sono ancora tanti giovani che emigrano. Allora, alcuni lo fanno per scelta, per fare nuove esperienze, per arricchire il loro bagaglio culturale, però ci sono anche giovani che lo fanno per necessità, perché non trovano lavoro qua in Italia, in provincia del Treviso e in Veneto. Quindi vogliamo appunto affrontare questo tema per cercare di individuare qualche soluzione, cosa si può fare per evitare che ci sia questa continua partenza di forze giovani che vanno all'estero. Da noi spesso si parla di cervelli in fuga, però abbiamo fatto una analisi anche. In realtà non sono solo i diplomati o i laureati che escono, ma ci sono anche tante persone, tanti giovani che vanno a fare gli operai, che vanno a fare i camerieri, i cuochi, quindi che fanno professioni per le quali c'è una grande offerta di lavoro nella nostra zona. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va nel nostro sistema trevisano, nel nostro sistema veneto, perché se abbiamo le nostre aziende che non riescono a trovare lavoratori, mentre abbiamo lavoratori che escono, vuol dire che c'è qualche problema. Quindi vogliamo, con questi convegni, con questi approfondimenti che faremo, affrontare soprattutto questo argomento. Sai che è un argomento molto importante questo che stavi accennando, perché a volte sembra che la storia della presenza italiana nel mondo sia una storia in chiave di passato, cioè le persone che 50, 60, 70 anni o ancora 150 anni fa, cioè emigravano, che poi si sia detenuto lì, cioè che poi non ci sia stata
nessun'altra ondata migratoria, però invece negli ultimi anni abbiamo visto come queste partenze dell'Italia verso l'estero sono ripresi e come, cioè, questa è un po' un'idea che abbiamo noi qui, no, dall'altra sponda dell'oceano, come in verità il tema della mobilità sia un tema di permanente attualità, perché così come partono giovani, non tanto giovani dell'Italia verso l'estero, anche c'è una circolazione tra le nostre comunità. Noi qui in Argentina stiamo oggi assistendo a una partenza di giovani, di italo-discendenti verso l'Italia, però anche verso altri paesi, tra cui forse per primo l'Espagna, per una questione di lingua, no? E sembra che sia più che migrazione che oggi si debba parlare di mobilità, cioè di persone che circolano e che continuano a portare avanti questa storia, ma in un'altra prospettiva. Certo. Credo, Franco, che voi avete fatto punta perché avete alcuni giovani che partecipano anche dai meeting, ho avuto la possibilità di conoscere, che sono ragazzi che sanno di questa mobilità, e credo che vai per una strada giusta con il suo aiuto. Beh, a me tocca domandarti perché ho visto che siete aggiornati e siete stati molto attivi nella pandemia, e ho visto la rete Instagram, Facebook che sempre è andata in movimento. Come avete fatto questa particolarità di essere attivi con la rivista e il social durante la pandemia? Sì, era l'unica possibilità che avevamo. La nostra è un'associazione che vive molto sulle relazioni tra persone che erano abituate a incontrarsi, a trovarsi in varie occasioni, per fare festa, ma anche per qualche convegno o per qualche argomento così da approfondire. Purtroppo la pandemia ci ha costretti a restare in casa. Allora abbiamo cercato appunto di lavorare mediante i social, per fortuna c'è stata questa possibilità, però purtroppo noi abbiamo molti associati che hanno una certa età e che sono anche poco abituati a usare queste forme di rapporto tra persone. Quindi questi purtroppo sono stati penalizzati, e quando da qualche settimana sono riprese le attività di incontro, io ho sentito molto spesso pronunciare una parola, che era finalmente. Cioè finalmente possiamo tornare a incontrarci, finalmente possiamo fare festa ancora insieme, finalmente possiamo scambiarci opinioni e idee. Perché ecco, all'interno delle associazioni è soprattutto il contatto diretto, il contatto umano, quello che è importante. I social sì, i social sono una forma adatta soprattutto ai giovani e sono la soluzione di ripiego quando siamo costretti ognuno a restare in casa nostra e quindi non abbiamo altra possibilità, e dico per fortuna c'è questa possibilità, di restare in contatto tra di noi, di poter ancora incontrarci. Perché ritengo che il problema della pandemia non sia solo un problema sanitario, ma è anche un problema proprio di mancanza di relazioni, quindi che ha delle ripercussioni sull'aspetto psichico, psicologico delle persone, soprattutto psicologico. E quindi noi abbiamo cercato di superare questa difficoltà proprio attraverso Instagram, Facebook, questi nuovi meccanismi, queste nuove possibilità di collegamento, e devo dire che abbiamo avuto dei buoni riscontri. Abbiamo avuto buoni riscontri soprattutto con l'estero, con le nostre sezioni che sono sparse nei 5 continenti, ne abbiamo in tutto il mondo, ma abbiamo avuto un buon riscontro anche con alcune persone, anche di una certa età, che vivono in provincia di Treviso e che sono ex migranti. Sì, so perché ho avuto la possibilità di fare la pubblicità del Tiramisù Day, che è un'attività che fate sempre, e questa volta l'avete fatto online, è stata una bella attività.
Non Sì, so sì. se vuoi raccontare un po' per chi ci ascolta come è nata l'idea del Tiramisù Day. Beh, il tiramisù è un dolce caratteristico del Veneto, è una prerogativa della provincia, anzi, mi correggo, non del Veneto ma di Treviso, è nato proprio nella città di Treviso. È un dolce comunque che è conosciuto in tutto il mondo, che viene replicato a volte anche con versioni che sono rispondenti, che non sono rispondenti alla ricetta originaria. Dicevo prima, siamo stati bloccati in casa, ognuno era costretto a rimanere in solitudine, quindi abbiamo cercato tutti i modi, soprattutto anche quelli più interessanti, quelli più coinvolgenti, per cercare di restare in contatto. E questa idea è nata all'interno della nostra associazione. Abbiamo trovato qualche cuoco, qualche esperto, pasticcere che ci ha dato una mano. Devo dire che c'è stato un buon risultato e lo andremo a replicare perché stiamo già organizzando adesso l'edizione per il 2022 che partirà proprio nei prossimi giorni, questa settimana. Abbiamo già fatto alcuni contatti, alcuni incontri organizzativi e credo che entro 8-10 giorni al massimo andremo a presentare l'edizione del 2022, che sarà ancora online perché ecco, credo che sia effettivamente questa una buona modalità. Spostarsi per venire a Treviso perché vive all'estero è praticamente impossibile per partecipare a una singola manifestazione, però ecco, potendolo realizzare in questa forma e questa modalità, credo che sia appunto coinvolgente. Probabilmente, sento già qualche anticipazione, avremo addirittura molti più contatti rispetto a quelli che abbiamo avuto l'anno scorso. L'anno scorso è stata una bella attività e anche coinvolgente a quelli che abitiamo all'estero, è una possibilità di essere vicini. Puoi provare a dirle a Marco che nel meeting faccia una competenza con i ragazzi che partecipano al meeting, che ognuno faccia il tiramisù a modo suo, Sì, come un'attività. Beh, il meeting Franco. si terrà quest'anno in provincia di Treviso dal 28 di settembre fino al 2 di ottobre. Quindi saremo noi che per conto della regione coordineremo un po' gli incontri e l'organizzazione. Naturalmente ci siamo trovati la settimana scorsa, quindi la posso tranquillamente dare questa anticipazione. La settimana scorsa c'è stato un incontro organizzativo con i responsabili della regione e con il sindaco di Treviso. Abbiamo individuato le location dove si svolgeranno le varie iniziative e una iniziativa sarà dedicata anche appunto al tiramisù. Vi daremo le anticipazioni. Ecco, vi ho dato solo l'anticipazione che verrà realizzato anche questo. Stiamo definendo il programma e tra poco saremo in grado di dirvi anche esattamente il giorno in cui si svolgerà questa iniziativa. Da questa parte digli a Marco che sono attenta se ha bisogno di qualcosa, in quello che possa aiutare. Va bene? No, Ivana si sta proponendo per essere l'assaggiatrice, mi sembra. Come assaggiatrice. Sì, io la conosco, però cioè, anche di questo volevamo parlare perché, come dicevi tu, Treviso sarà sede non solo del MITI, ma anche della consulta dei Veneti nel mondo, un momento importante per la struttura delle nostre comunità, il momento in cui i rappresentanti delle diverse comunità all'estero, i rappresentanti anche delle associazioni storiche si confrontano e anche nel confronto viene anche coinvolta la regione, le strutture pubbliche della regione, cioè che sia scelta dopo 2 anni, cioè sia scelta la città di Treviso e l'Associazione Trevisani nel Mondo come responsabile di questa organizzazione. Mi sembra che per voi è una cosa molto, molto importante e significativa. Certamente, certamente perché ecco, questo tipo di incontri portano sempre a dei confronti tra persone
che sono molto importanti, soprattutto perché da questi incontri nascono delle idee, delle proposte che dovranno dopo essere tenute in considerazione da chi ha ruoli amministrativi, chi ha il compito di assumere delle decisioni, delle scelte. Quindi è un appuntamento molto importante, soprattutto perché viene dopo un periodo che ha penalizzato tutti noi. Adesso c'è necessità di ripartire, di riprendere, e quindi è necessario appunto mettere insieme diversi punti di vista, diverse proposte per cercare che vengano realizzate dopo le iniziative più opportune. Quelle che sono richieste e quelle di cui hanno bisogno gli italiani e i discendenti degli emigranti di un tempo che sono presenti nei vari stati. Parlavamo anche settimana scorsa noi qui alla radio che nel nostro programma che c'è un anniversario importante quest'anno che è i 150 anni della morte di Antonio Canova, un trevigiano che ha onorato la provincia, che ha onorato anche con le sue doti, con il suo arte, ha onorato anche l'Italia. Mi immagino che anche per questa ricorrenza la Trevisani nel mondo sta organizzando qualcosa. Sì, beh, ci sono attualmente 2 mostre aperte, una nella città di Treviso e una a Fossagno, che è il comune natale di Antonio Canova. E sono mostre molto visitate, la frequenza è andata ben oltre a quelle che erano tutte le aspettative. Sono 2 mostre, entrambe nella provincia di Treviso, nel nostro territorio. Tra l'altro devo dire che la città natale di Canova, Fossagno, è una delle zone povere della provincia, lo è stata in passato, ed è una delle zone che hanno dato un forte contributo all'emigrazione trevigiana. E quindi poter adesso ricordare Canova con questa mostra nell'occasione dei 150 anni è sicuramente per noi importante. Posso anticipare anche che faremo altre iniziative che sono legate a quello che è il patrono della nostra associazione, che è Pio X. Insieme al comune natale, che è Riese, Pio X, che mi pare sia il comune di nascita che mi metto in piede perché è il mio comune, è il tuo comune. Ecco, adesso assieme al comune di Riese e alla Fondazione Papa Sarto stiamo organizzando alcune iniziative che sono legate proprio alla volontà di valorizzare la figura di Papa Sarto, che è, lo ripeto, il patrono della nostra associazione della Trevisani nel mondo. Ho visto Ci sarà anche un grande avvenimento veramente importante di cui parlerà tutto il mondo, non è ancora ufficializzato, credo lo sarà il giorno 21 agosto, quindi tra 2 settimane, perché in quel giorno, il 21 agosto, c'è una marcia tradizionale, cioè il percorso che faceva Papa Sarto, che viene ripetuto tutti gli anni con una funzione religiosa. In questa occasione sarà appunto presentato questo programma con una iniziativa veramente molto molto importante, di cui presumo si parlerà in tutto il mondo. Sì, ho visto anche che siete in collegamento anche con l'associazione Mantovani nel mondo, perché Papa Pio X è stato anche vescovo a Mantova e anche lì state organizzando insieme a loro delle iniziative per ricordare Papa Sarto, cioè con il treno della memoria e con cose che hanno più che vedere con un altro discorso interessante che è quello del turismo delle radici e del turismo religioso. Sì, certamente. Ecco, avevamo per la verità organizzato già per questa estate, per ottobre, il treno della memoria, il percorso del treno che partirebbe da Castelfranco Veneto, che era la stazione di riferimento per Papa Pio X, per arrivare a Mantova.
Purtroppo questo treno doveva essere realizzato in occasione della intitolazione della stazione di Mantova a Papa Sardo. Purtroppo ci sono stati dei ritardi, non è stato possibile quindi programmare per ottobre questo evento, lo faremo sicuramente per il prossimo anno. Però già da quest'anno partiranno comunque altre iniziative. Sì, così che possiamo dire che ne avete tante attività in programma, che veramente stiamo assistendo a una vera ripresa delle iniziative, cioè in questo periodo della post-pandemia, no, che speriamo ci consenta a tutti di tornare a viaggiare, di tornare anche a riabbracciarsi, perché come dicevi tu, Franco, cioè le nostre associazioni, queste nostre organizzazioni hanno come centro la persona e hanno come centro la sociabilità, cioè la persona intesa anche come l'essere umano in contatto con gli altri, no? Con quello che ci fa persone, se no non siamo solo individui, davvero noi siamo qualcosa di più che individui, noi siamo anche... Questo concetto della persona è sempre in rapporto con la società, con l'ambiente, con l'altrui, no? con gli altri, come dicevi tu. Sì, Quando è che torni in Argentina? Ma spero presto, io manco dall'Argentina del 2018. Sono venuto per la prima volta nel 2003 e dopo sono tornato tutti gli anni. Qualche anno anche sono venuto 2 volte. Devo dire che mi manca l'Argentina, perché è stato uno degli ultimi paesi all'estero che ho avuto modo di conoscere, appunto perché per la prima volta sono venuto nel 2003, però è stato il paese che mi ha coinvolto di più, perché trovo là da voi tanto calore e tanta voglia di stare insieme, l'amicizia che c'è tra le persone. È un paese veramente piacevole e quindi spero di poter tornare presto. Adesso, come Trevisani nel mondo, abbiamo altri viaggi per quest'anno importanti. Ve ne cito uno. Ricorrono a ottobre i 140 anni di fondazione di Cipilo. Cipilo è un paese, il comune del Messico, gemellato con un comune trevisano che è Segusino. Ora, il sabato scorso, oltre al Consiglio, c'è stato un altro importante incontro che è stato appunto quello del gemellaggio tra Segusino e Cipilo. Quindi avevamo l'ambasciatore ospite qua da noi, l'ambasciatore del Messico in Italia, il sindaco di Cipilo, varie altre autorità e soprattutto un gruppo di cipilegni. Noi restituiremo la visita ad ottobre. Il prossimo anno però conto di venire in Argentina, non so se come visita istituzionale dei trevisani oppure a livello privato, a titolo privato, ma per me sarebbe anche molto importante, molto piacevole venire proprio a salutare anche privatamente tante persone che ho avuto modo di incontrare nelle città principali che sono soprattutto, oltre a Rosario, sono Mendoza, provincia di Cordova, dove ho parenti e amici in vari comuni, e Buenos Aires, dove ho addirittura 2 fratelli di mio padre e 2 fratelli di mia madre, quindi con tutta la discendenza dei nipoti, quindi una larga parentela. Quindi sarà sicuramente un piacere poter tornare a incontrarli e incontrarsi tra di. A me sempre mi tocca fare la domanda di rigore. Qual è il posto che ti è piaciuto di più qua in Argentina? O quale ti piacerebbe di conoscere ancora? Allora, ci sono dei luoghi che hanno connotazioni strettamente turistiche. Perito Moreno, le cascate di Iguazú, sono luoghi che non si dimenticano quando c'è la possibilità di averli visti. Ecco, però sono posti strettamente turistici. A me piace proprio anche il contatto umano e quindi devo dire che ho trovato tanti amici, ma tante persone che non conoscevo e siamo diventati amici, continuiamo a scambiarci mail o qualche telefonata in vari comuni. E devo dire che le amicizie principali sono soprattutto nei comuni di minori dimensioni. Nel comune di Marcos Juárez
io sono stato appunto per la prima volta nel 2003, là ci sono tanti discendenti di emigranti che vengono dal mio comune e dalla mia zona, e devo dire che soprattutto a Marcos Juárez ho tantissimi amici. Non è il posto che amo, che mi piace più di tutti, però dico qua io ho tantissimi contatti umani. E tanto è vero che stiamo pensando con il mio comune di residenza, che è Resana, di avviare quantomeno un patto di amicizia, se non un gemellaggio vero e proprio, con Marcos Juárez. Però mi piace da un punto di vista storico, mi piace Cordova, è bellissimo Rosario, per certi aspetti, anche se non mi piace tutto di Buenos Aires, anche Buenos Aires ha la dimensione della grande città, però ecco la parte che non dico mi piace meno, non so come definirlo esattamente, ma che mi fa pensare di più sono i quartieri poveri di Buenos Aires, perché credo che sia la città dove emergono soprattutto le contraddizioni. A Buenos Aires ci sono luoghi dove ci sono persone che vivono bene e ci sono dopo i barrios, le zone emarginate dove ci sono persone che stanno tanto male. Ecco, credo che il massimo delle contraddizioni si vivono proprio a Buenos Aires. Certo, Y bueno, hai fatto un bel racconto dell'Argentina. ha fatto beh, una bella chiusura. potrei parlare anche di Mendoza, dove anche là ho tanti amici, perché ho avuto anche rapporti di lavoro con la città di Mendoza. Ecco, è la città del vino, e non potrò mai dimenticare, per esempio, il percorso che porta da Mendoza a Santiago del Cile, perché credo sia uno dei percorsi più incantevoli che una persona possa fare. Sì. Y veramente l'Argentina è tutta bella, no? Però poi succede, cioè, ti succede a te come succede anche a noi pensando in Italia, no? Che è tutta bella, però il posto dove uno ha i suoi affetti, i conoscenti, le persone care, è quello che più ti tira, ed è buono, è bello, è anche giusto che sia così. Noi in verità ti ringraziamo per questa tua disponibilità, per averci oggi accompagnato nel nostro programma, e penso che possiamo darci appuntamento l'anno prossimo al Cansiglio Day per i 50 anni della Trevisani nel mondo. Però intanto, come manca ancora un anno, quando vuoi sai che le porte del nostro programma sono sempre aperte per te, per l'associazione, per l'attività, per mantenere anche i legami che ci uniscono. Franco, grazie alla tua disponibilità. Se vuoi anche lasciare un messaggio a tutti i trevisani dell'Argentina, molto volentieri. Beh, grazie a voi e alla vostra radio che ci ospita, anche perché è una radio in cui si parla italiano, e credo che conservare l'idioma italiano sia importante per i discendenti degli immigranti. Adesso in Argentina negli ultimi anni ci sono state poche persone che sono venute, e la maggior parte degli italiani sono discendenti, e quindi conservare la lingua di origine dei propri antenati, conservare l'idioma, le tradizioni, la cultura, sia una cosa molto importante. Quando vorrete, io sono sempre disponibile per poterci sentire, e quindi mi rivolgo appunto con questo saluto conclusivo a tutti gli italiani. Vi dico, sentitevi orgogliosi delle vostre origini, restate attaccati alla vostra terra trevigiana, cerchiamo di restare in contatto. Adesso abbiamo anche questi social che ci consentono di poterci parlare, di poterci sentire in maniera più opportuna, perché credo che sia ogni volta che ci possiamo sentire che sia motivo e occasione per poterci scambiare delle impressioni, dei pareri, soprattutto per poter fare delle proposte e per poter vivere meglio insieme, appunto, sia pur nella distanza, per poter vivere meglio insieme.
Quindi un grande saluto a tutti i trevisani, a chi è nato in provincia di Treviso e ai discendenti, e arrivederci a presto. Me compare Giacometto. Me compare Giacometto tenía un lindo gallito que cuando cantaba abría el piquito y dejaba todas las gallinas enamoradas. Pero un día la patrona tenía invitados. No se le ocurrió nada mejor que agarrar el gallito, tirarle el cogote y ponerlo a cocinar. La gallina, enloquecida por la pérdida de su gallito, de la bronca le rompieron todo el gallinero a me compare Giacometto. Me compare Giacometto, una canción folclórica de la región del Véneto y muy popular, especialmente en la provincia de Treviso. Sí, aquí la escuchamos interpretada por el Coro Véneto de Rosario con la glosa previa, se escucha la voz inconfundible de Eliana Sagolín que la explicaba, y aprovecho, bueno, para saludar no solo a Eliana, sino también a dos de las integrantes del coro que siempre nos escuchan, Silvana Barato y Elba Cusini. Paren un poquito, Mariano, ahora caigo en la cuenta y entiendo un poco más. Elba canta esta canción, por eso es que Facebook, cuando yo pregunté la otra vez quién era, ustedes se rieron. En Facebook, Elba aparece con apellido Gallo, qué genia. Elba Gallo, ¿en serio? Así es. Tienen gran sentido del humor en Rosario, parece, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero les cambio de tema. Saben que este domingo, el próximo domingo, este domingo que viene, vamos a recordar al Véneto más amado de la Argentina. Este domingo... Es verdad, Marcelo, claro, es 7 de agosto. asocian a San Cayetano con Es el Véneto. Cayetano nació en Vicenza en 1480 en el seno de una familia noble. Se graduó en Derecho en la Universidad de Padua, pero siguió la carrera eclesiástica en la corte pontificia. Escandalizado por la corrupción moral de Roma, no siguió el camino de los monjes que huían a la vida de reclusión y de quienes rompían con la iglesia, sino que pasó a la práctica reformadora.
predicando con el ejemplo, confiando en la providencia divina y desarrollando una acción pastoral en Roma, Venecia y Nápoles. Fundó hospitales para incurables y monti di pietà para los necesitados. Luego de su muerte fue santificado y venerado como el santo de la divina providencia. Sí, hay algo de apasionante y misterioso en la historia de San Cayetano, de cómo un hombre que toda su vida vivió entre Vicenza, Padova, Roma, Venecia y Nápoles, en Italia se termina convirtiendo más tarde en el santo más amado de la nación, o sea, de la Argentina, de esa nación del fin del mundo, como dijera el Papa, porque es raro porque su veneración no la traen los inmigrantes italianos. Por el contrario, no hay certezas de cómo renació su devoción en Argentina, ni cómo se transformó de patrono de la Divina Providencia en patrono del pan y del trabajo. Dicen que la beata Mamá Antula lo trajo a fines del 1700 desde Santiago del Estero a Buenos Aires, o sea, trajo la devoción, ¿no? Se sabe que durante la crisis económica de 1930, el director espiritual del Círculo Católico de Obreros y párroco de la iglesia en Liniers, la iglesia que hoy lleva el nombre de San Cayetano, difundió su imagen junto a una espiga de trigo, símbolo del pan que entonces faltaba. Lo cierto es, como sabemos, que cada 7 de agosto miles de argentinos recurren a San Cayetano para pedir o para agradecer el trabajo que dignifica y el pan que alimenta. Justamente este domingo 7 de agosto en Mar del Plata, en la sede de la Sociedad Italiana Las Tres Venecias de nuestra ciudad, vamos a hacer un almuerzo, la festa de la polenta, y justo cae el 7 de agosto, así que vamos a estar celebrando, festejando al santo del trabajo, del pan, justo con la polenta. Está todo enlazado y va a ser uno de los primeros almuerzos, digamos, volviendo a la normalidad. Si bien hicimos ya algunos otros, pero este viene con todos los detalles que teníamos cuando hacíamos almuerzos o cenas antes de la pandemia. Así que en Mar del Plata estamos muy contentos el próximo domingo 7 de agosto, celebrando también a San Cayetano, de volver a la festa de la polenta. Así que de esta manera llegamos al final. Para, Marce. Antes que nada, y no me quiero olvidar, siempre los gastos y demás, pero ahora los quiero saludar porque el 2 de agosto fue el Día del Hombre, y bueno, voy a dejar para otro momento la explicación, pero tiene que ver con los soldados franceses y un modo para caminar mejor, pero en el próximo programa les cuento. Igual feliz día a todos los hombres. Ya hoy este programa de procacidades fueron demasiadas, así que esa explicación la deja para la próxima. Sí. Pero bueno, feliz día a todos los hombres. Bueno, por un lado gracias, por otro lado no me lo esperaba, así que seguramente en el próximo programa vamos a entrar en detalles, pero bueno, como dijimos, Mariano y Ivana, ya llegamos al final, el tiempo es tirano, saludamos a toda nuestra querida audiencia con un grazie di cuore, uno strugón.